Buonasera. Buonasera cari amici, buonasera. Noi Ne siamo. conti alla rovescia stasera? Niente, oggi abbiamo Siamo giocato sul risparmio. sul risparmio, ci sono arrivate le varie fatture, non quelle Ma magiche, ma quelle. E abbiamo risparmiato. Via, tagliamo la testa al toro, noi siamo qui con voi. Grazie di essere anche voi qui con noi e iniziamo con il pippone della Ilde. Ilde, cosa ci racconti? intanto ci spiace non essere stati molto presenti recentemente, ma Mm. si sono accavalati tutta una serie di impegni Mm. e quindi purtroppo, come si dice, la coperta La è coperta corta. era un po' stretta e chiaramente bisognava in un certo Si deve senso. fare come si può, quando si Esatto, può. esatto. Quindi speriamo di riuscire nuovamente a ritrovare la nostra regolarità anche nelle dirette con le Sibille, che ricordo tendenzialmente per anni sono state sempre 2, addirittura 3 volte a settimana Anche tre, all'inizio. anche quattro il sabato alcune volte. Esatto, ogni tanto vi sorprendevamo con qualche così diretta estemporanea, ma speriamo insomma di essere presenti martedì alle 21:15 e poi sempre il giovedì alle 19. Mhm. Trasmettiamo da 3 canali contemporaneamente: il canale YouTube del Marietto Veneziano, tra l'altro la diretta è sua, io sono sua ospite, il canale YouTube della Ilde, cioè il mio canale YouTube, e il nostro gruppo Facebook che si chiama Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Se non conoscete ancora il nostro gruppo Facebook, allora è giunto il momento di iscrivervi, quindi chiedete tranquillamente, cercateci sul gruppo, cioè cercateci su Facebook e chiedete appunto di farne parte. Nel gruppo, perché vi invito appunto a partecipare? Perché nel gruppo, oltre a vedere le dirette ovviamente che restano nello storico delle cose condivise nel gruppo, troverete anche il materiale gratuito che condividiamo nel gruppo, quindi circuiti, piuttosto che altre condivisioni, letture e cose varie. Quindi diciamo che è sicuramente un punto o un bacino dove potrete attingere anche a tutto il materiale appunto che nel corso del tempo abbiamo sviluppato e donato. Ovviamente non solo nel gruppo trovate il materiale, anche perché nel gruppo probabilmente, per quanto sia bello partecipare, è un po' dispersivo. Sebbene nello storico del gruppo troverete moltissime condivisioni particolari anche per quanto riguarda l'aspetto più esoterico, quindi alcuni sigilli di chiamata, le intelligenze dell'astrale terrestre, troverete anche alcune condivisioni per quanto riguarda gli incensi e cose Sì, particolari. Quindi esatto. sicuramente nel gruppo, per chi ha questo gusto, questo piacere, questo interesse, c'è del buon materiale. Ma anche sul nostro sito vi ricordo che dal 2015 il sito Che www.ilcapitano.altervista.org, sarebbe questo qua? questo che vedete in sovraimpressione, è il punto da cui abbiamo avviato tutta una serie di divulgazioni, compreso e per cominciare soprattutto materiale di radionica. La radionica, per quanti non lo sapessero, non conoscessero questa disciplina, per prima è antichissima, tanto per cominciare, per prima si è occupata appunto delle onde di forma, dell'applicazione di simboli, geometrie, frequenze al campo eterico umano e quindi a un condizionamento positivo di questi campi eterici per il raggiungimento dei propri scopi, di un magnetismo equilibrato, della salute, ma anche di caratteristiche proprio personali come aspetti del carattere, della personalità, piuttosto che la risoluzione di casi urgenti, la protezione, la difesa. Abbiamo nel tempo anche divulgato, grazie al lavoro del Marietto, circuiti di protezione e di difesa perfino per la nostra nazione. Mm. E ci tengo a Esatto. dirvi: scaricateli, Mm. stampateli, seguite le L'ultimo ebook è questo indicazioni. qui, Topolotto. Esatto, l'anno scorso, circa un anno fa, usciva quest'ultimo ebook
Con più di 35 circuiti. Esatto, un ebook molto importante per tutta la tradizione ermetico-cabalistica. Troverete molti circuiti che aiutano, grazie all'influsso di quelle che sono le conoscenze rosicruciane, ma anche della tradizione ermetica, dei circuiti che vi aiuteranno nel vostro sviluppo, nella vostra crescita spirituale e soprattutto anche nell'aggiustamento di quello che sono i tanti aspetti della nostra vita, anche quotidiana e materiale. Quindi approfittate del fatto che il materiale è raggiungibile fino a quando resisteranno le connessioni e fino a quando appunto sarà possibile attingere. Scaricate e seguite le istruzioni dei vari circuiti contenuti negli ebook. Ma se non dovesse bastare quello che avete visto o quello che trovate scritto nelle varie dispense, nei nostri canali YouTube troverete anche materiale divulgativo video. Quindi andate nella playlist, ogni canale YouTube ha la sezione playlist, nei nostri canali YouTube le sezioni playlist vedono tutti i nostri video organizzati per argomento, quindi troverete materiale indicizzato, vale a dire raccolto come una forma di indice, e lì troverete insomma sicuramente anche le spiegazioni dei circuiti che, come abbiamo detto, sono online e condivisi a partire dal 2015, quindi cominciano ad avere una certa età, anche il sito ha una storia. E seguite quindi anche le istruzioni video. Ovviamente nei video, nei nostri canali YouTube trovate anche rudimenti di radionica, di radiestesia, trovate proprio corsi base alla portata di tutti, gratuiti. Ma per quanti volessero invece essere seguiti individualmente, vi ricordo e vi ricordiamo appunto che siamo disponibili per formulare il vostro percorso, per accompagnarvi nell'apprendimento durante appunto appuntamenti privati. Sempre tramite appuntamento privato i consulti vengono tenuti appunto previo appuntamento tramite telefonata, quindi contattateci ai numeri che scorrono in sovraimpressione, così che vi daremo istruzioni per prenotare il vostro consulto. Un consulto dura circa 30-35 minuti a un costo di 20 euro, quindi se ovviamente nello spazio che dedichiamo alle dirette diamo la possibilità a tutti di ottenere una risposta, ma se non dovesse essere sufficiente una risposta, se voleste vederne e saperne di più, magari da più prospettive, da più angolazioni, vi faccio un esempio. Magari siete in crisi con vostro marito, oppure il vostro fidanzato ultimamente ha un atteggiamento strano. Questi sono gli aspetti magari sentimentali, ma in realtà i consulti possono estendersi anche all'indagine e alla ricerca della casa migliore per voi, a scegliere tra le proposte lavorative quella più adatta, a districare nodi di cose che non sono chiare, quindi anche a capire il punto di vista dell'altra persona, a sapere cosa vi potete aspettare che faccia o cosa intende fare la persona. Quindi diciamo che i consulti si prestano tantissimo a chiarirvi le idee e soprattutto anche a capire se ci sono dei blocchi, da dove provengono ed eventualmente come si può intervenire. Perché vi ricordo, il Marietto e la sottoscritta non seguiamo solo l'aspetto dei consulti, delle indagini. Se lo desidererete potremmo insieme valutare un percorso o comunque una serie di interventi per aiutarvi a sbloccare, a risolvere le problematiche nelle quali vi siete ingabbiati o intrappolati. Quindi contattateci perché potremmo esservi di aiuto. Bene. Ricordo alle persone che non dovessero saperlo, o comunque alle persone che non l'hanno mai saputo perché capitano sul canale per la prima volta, che per formulare la domanda dovete mettere il vostro nome e la vostra data di nascita. La domanda deve essere mirata a un argomento specifico e più descritta possibile. Quindi se siete
in relazione dovete dire che lo siete, se siete single e desiderate incontrare qualcuno indicate appunto se siete single, se state frequentando una persona, l'altra persona è impegnata, scrivetelo. Ovviamente se la domanda riguarda anche un'altra persona dovrete dare anche il nome e la data di nascita dell'altra persona e via dicendo. Quello che vedete in sovraimpressione è un talismano, è il talismano. Esatto, è il number one. Il talismano. Ne abbiamo programmati tantissimi, molti hanno raggiunto i loro possessori, felicemente i loro possessori. Vi ricordo che sono programmati non solo per lo scopo difensivo, che tra l'altro resta sempre il primo punto di partenza, perché non avete idea, probabilmente qualcuno nel tempo se l'è fatta un'idea, ma non si è mai abbastanza certi di sapere quanto le difese e le protezioni siano importanti nella vita, importanti non solo per proteggere la materia biologica, quindi il corpo fisico, ma anche per difendere la nostra mente, la nostra volontà, la nostra anima da quelle che sono appunto le continue aggressioni e le prove nelle quali ci troviamo magari a inciampare. Ma attenzione, è vero che le prove sono funzionali, ma la sofferenza, il dolore che a volte ristagnano diventano un problema nella nostra vita. Quindi abbiamo veramente pensato a ogni aspetto nella programmazione di questo ciondolo per difendere le persone, difenderle dai pensieri autofatturanti, dai pensieri negativi delle altre persone, per difenderci dai cali di energia e quindi ripristinare il proprio magnetismo, per difenderci da eventuali persone che vogliono in qualche modo farci del male, per respingere, restituire al mittente operazioni occulte. Questo è veramente un ciondolo molto come dire, strutturato e articolato, quindi è veramente stato studiato anche nella misura in cui molti casi che abbiamo analizzato ci hanno indotto a pensare come fin da subito dare una schermatura importante alle persone che possederanno il ciondolo. Ma il ciondolo può essere programmato anche per altri scopi, in quanto è lavorato tramite frequenze e circuiti, quindi in ogni caso, in ogni momento può essere ampliato il bagaglio di frequenze contenute sul ciondolo, non ha un limite, quindi non è che raggiunte 10 frequenze non può più essere lavorato. Le frequenze lavorano su vari livelli e nel tempo il materiale usato, in questo caso il lottone, si presta eccezionalmente per il lavoro anche con le persone, quindi è un ottimo conduttore ed è estremamente biocompatibile, quindi è eccezionale per quello che riguarda appunto questo scopo e queste programmazioni. Nel tempo, per esempio, alcune persone hanno aggiunto frequenze di prosperità, oppure persone che magari hanno l'attività, frequenze per attirare nuovi clienti paganti, perché attirare clienti che facciano perdere tempo non è poi impossibile, o per aggiungere per esempio obiettivi quali la rimozione di vizi, riuscire a perdere peso, riportare e bilanciare l'equilibrio corporeo, insomma tutta una serie di cose che nel tempo appunto potrete sempre aggiungere, allontanare la tale persona, difendervi dalle cattiverie di quell'altra, insomma veramente i limiti di programmazione sono solo nella nostra capacità di immaginare, quindi questo è quanto. Ovviamente della nostra tradizione non solo l'albero sefirotico, che già solo per i suoi simboli è importantissimo anche per mantenere e portare il massimo equilibrio in ogni ambito della vita, anche i sigilli. Qui in sovraimpressione ne vedete uno di Marte. I sigilli sono straordinari per propiziare ma anche per equilibrare gli aspetti planetari difficili che magari nascono con noi, quindi alcune persone nascono fortunate in alcune direzioni ma molto messe alla prova in altre, quindi i sigilli permettono di correggere quegli aspetti difficili e sfidanti. Bene, io direi di rispondere. Dai, vediamo, eccola qui. C'è la domanda di Noemi. Noemi. Che togliamo la nostra.
La nostra Benissimo. Noemi. Ciao, Allora, Noemi. volevo sapere come evolverà la mia situazione sul lavoro. 6 dicembre 2001. Allora, la Noemi quindi vuol dire che lavora. Se ci sei, Noemi, batti un colpo, dici che ci sei e via. Noemi? Speriamo tu abbia retto Al pippone della il Hilde. pippone della Hilde. E vediamo se la nostra Noemi iniziamo con... Allora, se siete chiamati e siete online, mi raccomando, date subito un cenno di essere presenti, così che sappiamo di non fare un monologo nel darvi la risposta. Benissimo, sì, Noemi lavora e ovviamente avendo risposto c'è. Bene, bene, dai benissimo. Noemi, se Ok, ci sei. Noemi, rispondiamo a te e vediamo. Però ti accendi la luce o pensi? Vediamo un po'. Sì, perché purtroppo abbiamo una luce alle spalle, ce ne abbiamo anche due perché ce l'hai qua. Allora, ma la vedo malinconica la Noemi, la vedo un po' giù. Noemi sei un po' giù, sei un po' giù di tono, ma sei una donna forte, vedi la speranza, c'è qualcosa che ci dice che sei forte, però Toporotto, come la vedi la malinconia qui della nostra qualche magari preoccupazione, c'è qualche aspettativa, la possibilità che insomma le cose non siano più come una volta, però non ha ancora perso del tutto la speranza che possano svilupparsi progetti, modifiche, cambiamenti. In ogni caso c'è qualcosa nell'aria che è legato all'estate. Sì, vediamo un po'. Sta bollendo, niente. Vediamo un po', il passato. Qui fra un po' esco un terrazzo. Il presente, sta aspettando una risposta, ma la stanno guardando. Un po', insomma, guardiamo un po' la nostra Noemi. Dimmi un po'. Ma allora, quello che si vede è che probabilmente è rientrata in un lavoro, probabilmente è ritornata a fare qualcosa che magari a qualche livello ha già fatto, possibilmente un aiuto alla mamma, cioè qua compare una donna più grande con cui evidentemente... Spostiamo un po' così che... Sì, ecco, ora si vede un po' meglio. Quindi diciamo che ci sono delle situazioni che partono comunque bene, anche con una serie di progetti a cui tu tieni. Quindi se ti hanno assegnato degli incarichi, in ogni caso l'hanno fatto anche prospettandoti delle migliorie o nuovi sviluppi. Adesso, nonostante la buona volontà, e nonostante la linea presente, esatto, la speranza che cambi qualcosa, sei lì che attendi probabilmente proprio cambiamenti o qualche nuovo accordo. In realtà qualcosina si vede, cioè si vede che probabilmente o è un colloquio che vai a fare, o è un concorso, o c'è effettivamente un qualcosa che corrisponde a un viaggio, un qualcosa che farai. Ma attenzione, perché questo cambiamento, comunque questa possibilità che si apre nel prossimo periodo e che segue appunto l'aspettativa attuale, in realtà nasconde un'insidia. Nella prossima linea compare la nemica, non è mai incoraggiante, ma non che poi le cose non andranno subito in modo negativo, anzi c'è comunque una persona che andrai a incontrare che in quel momento darà fastidio, darà noia, ma non subito te ne accorgerai. Infatti gli sviluppi sono positivi, gli sviluppi sembrano assecondare il tuo sogno, il tuo desiderio che sembra proprio avverarsi, ti vedo felice anche di queste cose, quindi di questi sviluppi e di queste chance che si aprono. Il problema è che si aprono, ma arriva una frustrazione e poi la delusione. Sì. Ma attenzione, sei una ragazza in gamba, forte, virtuosa. Quindi il problema non è nel lavoro in sé, il lavoro tu lo terrai, andrai avanti, ma quel progetto che ti prospettano e che sembrava una svolta o che sembrava un'altra strada che si apre, in realtà non si apre.
non si apre veramente. Questo ti causerà una delusione, però sei giovanissima, Noemi, quindi hai ancora il tempo e tu sei in gamba, quindi avrai ancora il tempo di vedere altre cose. Ti rialzerai e ce la farai. E quindi è un po' difficile, è un periodo un po' così. Eh sì, eh sì. Forza e coraggio, Noemi. Bene. Bene, cari amici, io penso che per questa sera... Esatto, abbiamo visto che non ci sono altre domande, forse siamo stati così assenti che non sono neanche venuti alla diretta, No. ma prego Noemi, vi ringraziamo allora per questa sera, vi ricordo l'appuntamento di martedì alle 21:15, spero veniate numerosi e vi ricordo comunque che siamo sempre disponibili per consulti professionali, 20 euro, 30-35 minuti, segnatevi il numero e contattateci tramite WhatsApp o Telegram. Grazie di cuore a tutti.